Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Questi un po' che sto facendo sono dei test per vedere se riesco a confezionare un contenuto che sia una specie di daily vlog su quello che succede qui. Per cui se vi piacciono questi tipi di contenuti fatemelo sapere con un pollice in su, che così continuerò a produrne sempre di più. Vi spiego in breve i progetti che dovremo fare oggi. Come vi anticipavo nell'ultimo video, qua i ragazzi nel mese che sono stato a casa per le vacanze di Natale sono andati avanti facendo l'impianto elettrico. Quello che dovremo predisporre noi oggi, se riusciamo, è l'impianto di aspirazione che passerà all'interno di quell'intercapedine lì sopra i muri. Dovremo far uscire l'aria compressa sia su questo muro sia sull'altro, dove per il momento ho già montato un tubo dell'aria compressa. Qui fuori invece il lavoro che dovremo fare è chiudere questo muro fino lì al soffitto, per cui adesso vado a vedere se abbiamo tutta la legna che serve per fare una strutturina semplice fissata a questa e al soffitto, per poi ricoprirla con l'USB. Ok, intanto misuriamo col laser per vedere più o meno quanto è. 180, proviamo qua 181, 181, quindi una media di 180. Andiamo a vedere se c'è la legna. Che bello quando succede così. Ce l'hai? Aspettavi un momento. Benissimo, anche la struttura questa è terminata. Per oggi tutti i lavori che volevamo fare non li abbiamo finiti, li finiremo domani, quindi noi passiamo a... Ecco qua, quasi tutti i pannelli finiti. Adesso arriviamo in un punto critico, no Gabri? È un bel problema. Dobbiamo riportare questa misura qua sul pannello nella speranza che tutto vada bene e poterlo chiudere con un taglio solo. Però come facciamo? Allora, la prima sicuramente è stata chiedere su Instagram. Ciao a tutti, buon giovedì, come state? Ho un quesito da porvi. Stiamo finendo di chiudere questo muro qui e ovviamente qua dovrà andare un pannello che però ha la sagoma di questa trave che fa così, rientra, va su, così fino al soffitto. Qualcuno di voi ha qualche consiglio su come prendere esattamente la sagoma? Gadget, strumento per le sagome. Il laser non l'ho capita. Fare i pezzi con una sagoma e poi unirli. Probabilmente potremmo fare in questa maniera qua. Prendiamo del cartone, andiamo sopra, disegniamo la sagoma a grandi linee, la aggiustiamo, riportiamo tutto poi su un pezzo di legno, così da avere una dima pronta e rigida. Mi sembra la soluzione migliore e più veloce. Perfetto. Questa dima fatta e verificata, anzi... No, fatta e basta, dobbiamo ancora verificarla. Se funziona, mi offri un caffè.
Preciso? Ma preciso, più che preciso. Perfetto. Bravo. Bisogna inclinarlo. Cattiveria a volte, vedi. È lì. Mario, lì con l'impianto hai finito? Allora, l'impianto è finito. Ora andiamo a mangiare. Dopo pranzo facciamo l'impianto dell'aria compressa nella zona falegnameria. Che dici? Sembra un ottimo piano. Certo! È normale. Bene, eccoci tornati dopo pranzo. Vi spiego il piano d'azione di questo lavoro. L'idea è far partire un tubo che entra nel muro, passa lì sopra, all'interno del muro, ma quell'ultima zona appunto la lasciamo con dei pannellini in modo che sia facilmente ispezionabile. Prosegue dritto fino là in fondo. Attacco lì, attacco di qua e un attacco di là nell'altra stanza. Per questo lavoro useremo un tubo multistrato. Prima volta che lo usiamo. Questo tubo nasce per l'idraulica, ma dovrebbe andare bene anche per l'aria compressa e ora lo testiamo. Per passare all'interno del muro abbiamo fatto tutti questi fori con la Forstner. La prima prova è andare sopra qui in diagonale per passare sopra alla porta e scendere dall'altra parte. Se riusciamo a fare questo velocemente ci siamo risolti un bel pezzo di lavoro. Tanti problemi. Dai, via! Andiamo indietro, ancora, vai avanti. Ok, ora che abbiamo tirato tutta la linea fino qua, pensavamo di mettere qua questo filtro dell'aria con manometro, serbatoio per l'olio attaccato qui. Finché adesso Gabri sta preparando tutti... Cos'è quella cosa lì rossa? Non l'ho mai usata. Cos'è? Tipo Teflon? E io ho sempre usato il nastro. È un Teflon che va in sostituzione del nastro classico. Cos'ha di diverso o di migliore rispetto al solito Teflon, scusa? Va bene per gas e acqua. Non hai un nastro. Ah, ma è tipo filo interdentale. È un filo di Teflon con una sorta di pasta. Ti migliora l'adesione sul filetto. Non hai un nastro che magari in questo caso qua hai il filetto piccolo e devi mettere un nastro grande. Ti dicono quanti giri devi fare a seconda del diametro del tubo. Tagli con la linguetta qua, così. Velocissimo, praticissimo. Non l'avevo mai visto, è molto, molto interessante. Uso solo questo. Vi metto il link in descrizione se siete interessati. Ok, allora c'è un attacco lì, un attacco là, un attacco là in fondo con l'avvolgitore già collegato. Prova del 9, prima di concludere, vediamo se ci sono perdite. Sei pronto? Sono sempre pronto. Sembra ok. Sembra ok. Vai a fare un test uditivo? Neanch'io sento niente. Mi sembra ok. Montato il regolatore con tutto, qualità Parkside, speriamo che non ci siano perdite. Quanto è quotata una perdita? Non te lo dico, Mario. Guarda. Ale. Andiamo. Quanto? Ok Gabri, mi sembra che siamo riusciti a portare a casa tutti i lavori che volevamo fare oggi. Assolutamente sì. Muro lo abbiamo chiuso e predisposto per i pannelli che non abbiamo e quindi lo finiremo la prossima settimana penso. L'impianto dell'aria compressa è stato messo, non ha perdite, manometro
l'entrata ha 3 uscite che ovviamente andranno sistemate quando chiuderemo definitivamente i muri, però anche questa è fatta. Niente, la nostra settimana si conclude qua, quindi a me non mi resta che ringraziarvi sempre per il supporto che mi continuate a dare. Iscrivetevi se siete nuovi sul canale, lasciate un like se questo contenuto vi è piaciuto e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.